Ben ritrovati amici in quello che è lo spazio dei veri appassionati del nostro pallone. Terzo appuntamento con il calcio tascabile, abbiamo qui con noi Andrea Tasca. Buonasera. Che questa sera ci parlerà di un calciatore che ha una storia molto particolare. Sì, Alex. Questa sera vi parlo di Giulio. Giulio è Giulio Bizzotto, del 96, che dopo essersi approcciato al calcio con i primi calci del 9, passa al Cittadella. Al Cittadella ci vogliono una decina d'anni per far succedere qualcosa di meraviglioso. Sì, perché Giulio corona il sogno di qualsiasi bambino, di qualsiasi ragazzo. E dopo aver scalato tutte le categorie, dai pulcini fino alla primavera, arriva il 9 maggio del 2015. Sono le 4:30 di un sabato pomeriggio e sul risultato di Cittadella 0, Frosinone 1, Giulio Bizzotto fa il suo esordio in Serie B. Passano poco più di 5 minuti quando sgrigna, vede un corridoio in area dove si getta in scivolata Bizzotto che realizza il gol dell'1-1, che poi sarà il risultato finale. Tutto questo non basta al Cittadella per mantenere la categoria, ma Giulio l'anno seguente in Serie C dimostra di vedere la porta e realizza 4 gol in 13 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia. Il Città stravince la Lega Pro e torna subito in Serie B. Giulio ha 20 anni e sceglie che è arrivato il momento di giocare con continuità. Si trasferisce in prestito alla Feral Pisalò, dove dopo 10 presenze però e 0 reti passa a gennaio al Renate ed anche qui le cose non vanno come sperava e termina l'anno con 0 reti all'attivo. Giulio allora torna al Cittadella in Serie B, ma con Venturato trova poco spazio e da gennaio passa alla Viterbese, dove appena entra in condizione purtroppo si rompe il crociato. Si opera e rientra a Cittadella, dove svolge una lunga riabilitazione, ricomincia a stare bene e si rende conto che serve una scelta coraggiosa e passa a gennaio, parliamo dell'anno scorso, al Cartigliano in Serie D. Anche nei dilettanti parte col botto, c'è l'esordio con gol, ma purtroppo a causa di qualche problema fisico la stagione si conclude soltanto con quella marcatura. Oggi Giulio ha fatto una scelta di vita ed è ripartito davvero, andando a giocare in eccellenza nel Giorgione e trovandosi un lavoro stabile. Facciamo quindi tutti noi i migliori auguri a Giulio Bizzotto. Andrea, ma non ci hai parlato però delle caratteristiche di Giulio? Bizzotto è una seconda punta che all'occorrenza fa anche la prima, non ti dà riferimenti, è molto rapido, veloce, palla al piede e bravo tecnicamente. E allora, chiudiamo come sempre con il celebre paragone che ci propone Andrea Tasca. Questa volta andiamo indietro di qualche anno perché dico Bizzotto e mi viene in mente Fabrizio Miccoli. Ah, caspita, no? E allora saluti a Fabrizio Miccoli, saluti a Giulio Bizzotto, saluti ad Andrea Tasca, l'appuntamento è la settimana prossima.